stiamo provando, quindi diciamo che la fabbrica di nidi serve ad essere megafono di esperienze virtuose di buon governo, a resistere a quelli che sono i tentativi di destrutturazione e di sconvolgimento della scuola pubblica, con un progetto che si chiama Diritti a Scuola, che è l'unico, credo, progetto in Italia che investe risorse europee, naturalmente vincolate, quindi tutto avviene secondo i criteri che sapete della spesa europea, e al secondo bando sono ancora 25 milioni di euro per integrare insegnanti precari in zone svantaggiate da un punto di vista culturale, quindi c'è un reintegro mirato di personale ATA e di personale docente precario in zone periferiche, laddove naturalmente per periferico non si intende necessariamente una zona diciamo periferica geograficamente intesa. La Puglia è una regione molto variegata, molto vasta, con una serie di problemi anche nei centri, anzi soprattutto nei centri più grossi e nel centro delle città. E questo è stato per esempio un esperimento che sta portando risultati significativi, con cui noi non soltanto abbiamo lenito un problema che era quello del precariato, ma abbiamo ridato una possibilità ai bambini e alle bambine di alcuni luoghi meno fortunati, diciamo così. Rispondo alla tua domanda. Può internet essere un luogo, mi hai chiesto, in cui avanzare un'idea di un'altra società? Ma io penso di sì. Tra l'altro è notizia di questi giorni che abbiamo deciso di proporre la candidatura di internet al premio Nobel per la pace, che può avere tante obiezioni, nel senso che si potrà dire: perché non avete candidato una persona più che un luogo così virtuale? Però effettivamente internet, che è un po' il luogo delle possibilità, delle tante possibilità, può unire contesti, persone, comunità che diversamente non potrebbero entrare in contatto con loro. Naturalmente, come tutte le opportunità, arriva i suoi effetti nefasti, i suoi limiti e le sue patologie, però credo che possa essere un'occasione. Non basta se non accompagnata da iniziative, da costruzione di esperienza politica. Per esempio, adesso vedendo i ragazzi qui giocare a calcio mi veniva in mente un'iniziativa fatta in Puglia che si chiama Calcio Senza Confini, dove tutte le comunità migranti hanno organizzato un torneo facendo le squadre di calcio. Sono piccole esperienze che possono unire, o il capodanno multietnico. So che non bastano, anzi sono molto spesso il tentativo di mettere delle toppe o delle pezze, però sicuramente le nuove tecnologie aiutano, e forse l'occasione dei figli, diciamo, dei migranti, no? Quindi di queste seconde generazioni, che avendo la possibilità di utilizzare, come me, come mio fratello, come tutti, i nuovi media, possano entrare in connessione con situazioni in cui diversamente sarebbe complicato entrare, operare, con cui sarebbe difficile confrontarsi. Naturalmente poi, avendo una realtà sicuramente diversa dalla mia, mi potrete dare esperienze diverse e testimonianze, come dire, forse più eloquenti anche della possibilità dei nuovi media, di internet e delle comunità web di incidere, di provare ad aprire un varco e costruire un modello differente di società.